Il tragico incidente mortale di lunedì mattina lungo la tangenziale sud di Padova è solo l'ultimo di una serie di gravi incidenti avvenuti nel fine settimana, iniziando dallo scontro tra un motociclista padovano di 32 anni che ha perso un braccio nello scontro con un'ape Carra a Fonzaso lungo la statale 50 del Grappa. Un impatto fortissimo, l'uomo è stato trasportato in elicottero a Treviso. La sua moto aveva continuato la corsa per 100 metri dopo lo schianto. Nella notte tra domenica e lunedì a perdere la vita è stato un 24enne residente nel Veronese, a Soave, che a bordo della sua auto si è scontrato con un camion condotto da un autista di Gran Torto, Alta Padovana, a San Bonifacio. L'auto è finita sotto al mezzo pesante. Per estrarre il corpo del 24enne sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con le cesoie. Altro motociclista coinvolto in un incidente in città domenica, un 33enne, che si trova ricoverato a Padova in gravi condizioni e che secondo le prime ricostruzioni della polizia locale avrebbe perso aderenza con la sua moto nel quartiere Arcella di Padova e sarebbe caduto colpendo un albero e il marciapiede e riportando gravi ferite. Addirittura 3 invece i morti sulla Riviera Berica, dove un'auto con 4 persone a bordo si è scontrata con una moto. A perdere la vita una mamma con la figlia di 7 anni di Ponte di Barbarano e il motociclista, un 25enne di Orgiano. Gravi gli altri 2 occupanti dell'auto, il padre e il fratello di 4 anni della povera bambina. Infine, anche se la morte non è direttamente collegabile a uno schianto, è deceduto lungo il sentiero dei Ronchi ad Arqua Petrarca un imprenditore cinquantenne colpito da un malore mentre era in sella alla sua bicicletta. E così di 6 morti e 2 feriti gravi il bilancio complessivo di questi terribili incidenti nel fine settimana in Veneto.